Tragedia nel pomeriggio all'Entia di Borgo Valbelluna, un grosso sasso avrebbe travolto uccidendo una ragazza del posto di soli 15 anni, ferite le amiche che erano con lei, in corso la ricostruzione della dinamica. Fugge davanti ai carabinieri, si schianta contro un albero a bordo di strada, l'auto si spezza in due, 23enne muore durante il trasporto in ospedale in macchina, aveva dell'hashish. Restano gravi le condizioni del 17enne padovano precipitato da un balcone di un appartamento a Corfù in Grecia, dove era in vacanza con degli amici. Indagini della polizia greca per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Aveva in casa migliaia di file pedopornografici e scattata la sorveglianza speciale per un 47enne del Trevigiano, misura decisa per limitare la pericolosità sociale del soggetto. La statale 51 di Alemagna, riaperta questa mattina ai mezzi di soccorso in prefettura, al tavolo per affrontare i nodi della sicurezza e dei controlli. In diretta a Ring, la regione secondo Manildo, candidato per il centro-sinistra alla presidenza del Veneto. Nessuna lista del presidente al vero motore, saranno sindaci e amministratori, dice. Un bambino palestinese di 5 anni proveniente da Gaza è stato sottoposto con successo all'ospedale di Padova. Trapianto di fegato, era affetto dalla nascita da una rara malattia epatica che richiede il trapianto dell'organo. Sono state svelate a Palazzo Balbi le medaglie olimpiche di Milano Cortina 2026, dalla Pellegrini a Porcellato. Le emozioni di chi le ha vinte. Zai e Salvini fanno il punto sui cantieri. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con le notizie e collegarci in diretta con la nostra Tiziana Bolognani, lo sguardo sul sondaggio di questa sera a Ring. Si parla di maturità, si parla della forma di protesta che alcuni ragazzi hanno deciso di intraprendere non sostenendo l'esame orale. Vi chiediamo se secondo voi è una protesta giusta oppure no. I numeri che come sempre vedete in sovraimpressione, l'esito del sondaggio questa sera a Ring a partire dalle 21. E dunque lo avete sentito dai nostri titoli, una tragedia all'Entia di Borgo Valbelluna. In collegamento telefonico con noi Tiziana Bolognani, una quindicenne sarebbe morta, è morta schiacciata da un masso. Quali sono le dinamiche? Che cosa si sta ricostruendo sulla dinamica? Tiziana era in un luogo molto frequentato da tante persone che vanno lì per rinfrescarsi d'estate. Tiziana. Sì, Eddie, esattamente come hai detto tu, anche se la dinamica ancora è in fase di ricostruzione, quello che certamente si sa è che anche dopo aver ascoltato i testimoni, i carabinieri e chi era lì concorda sul fatto che si è trattato davvero di un tragico incidente. Ci stiamo recando alla spiaggia di Cesana Beach ed è la spiaggia che sorge più o meno all'altezza della diga di Busche, sotto il ponte della diga di Busche, ai piedi del vecchio ponte. La ragazzina, parliamo di un gruppetto di ragazzine fra i 15 e i 16 anni che si stavano rinfrescando sulle rive del Piave e avrebbero tentato, una o due, avrebbero tentato di arrampicarsi su uno dei piloni del viadotto, finendo però per trascinarsi addosso un masso. Questa è la prima versione. La versione che si sta cercando di verificare è che le tre ragazzine per un motivo sconosciuto si fossero arrampicate su un sasso e che da un certo punto il terreno sottostante abbia mostrato segnali di cedimento facendole cadere. Il masso, uno di questi massi che poi si sono staccati, ha schiacciato letteralmente una delle tre ragazzine, ne ha ferito un'altra e secondo quanto ci viene riferito dal SUE 118, questa ragazzina ha subito l'amputazione di 2 dita di una mano, mentre la terza ragazzina che si trovava con loro è incolume. L'incidente è accaduto fra le 15:30 e le 16 di questo pomeriggio. Sembrava sulle prime sembrava il malore di una giovane donna sulle rive della spiaggia di Cesana Beach. Poi mano a mano le informazioni si sono fatte sempre più pressanti e in questo momento ci stiamo per l'appunto recando a Cesana Beach per cercare anche noi di parlare con
chi magari si è trovato di fronte a questa scena. In questo momento sappiamo che i carabinieri stanno svolgendo tutti i rilievi di rito, ci sono i vigili del fuoco, si stanno ascoltando i possibili testimoni. Nell'edizione di Belluno del nostro telegiornale, quindi dopo le 19:30, certamente conto di essere, lo spero, perlomeno più precisa. Eddie. Grazie Tiziana, dunque in viaggio verso Lentiai da Belluno, dove ricordiamo si è svolto il tavolo tecnico sulla riapertura della Lemagna, sulla frana che ha coinvolto in questo frangente di tempo nelle ultime settimane i paesi, San Vito di Cadore in primis dopo la grande frana che aveva colpito Cancia. E dunque noi andiamo con la cronaca. Intanto nel Trevigiano un incidente gravissimo questa mattina a San Giovanni di Motta di Livenza, un 23enne fugge ai controlli dei carabinieri, si schianta a folle velocità contro dei platani. Kevin Angele, originario del posto ma residente a Pordenone, è morto così poco prima delle 8 di questa mattina, aveva la patente revocata e probabilmente voleva nascondere della droga. Una bomba ho sentito, che mi ha tremato le finestre. Un'auto letteralmente spezzata in due, un giovane sull'asfalto, pezzi di carrozzeria ovunque. Non sono nemmeno le 8 del mattino quando in via Corrado Gini a San Giovanni di Motta di Livenza scatta la mobilitazione. C'è un giovane da salvare. Si tratta di Kevin Angele, 23 anni, originario del posto ma residente a Pordenone. I sanitari fanno di tutto per rianimarlo, ma il ragazzo muore poco dopo sull'ambulanza che lo sta trasportando all'ospedale di Oderzo. Troppo gravi le ferite riportate nella carambola letale. Ho visto che era per terra, buttato per terra, dopo mi ha mandato tutti indietro, però la macchina veniva molto forte, cioè una gran velocità. Chi lo ha visto passare veniva come minimo a 200 la macchina. È con il passare dei minuti e delle ore che al quadro già drammatico si aggiungono particolari sulla dinamica e sulle sue possibili cause. Kevin, che in passato era stato segnalato per furto, guida in stato di ebbrezza e assunzione di stupefacenti, voleva sfuggire ad un controllo dei carabinieri. Poco distante dal luogo dell'impatto c'era infatti una gazzella impegnata in un dispositivo di routine. Con ogni probabilità il 23enne voleva nascondere dei panetti di hashish che nello schianto sono finiti inesorabilmente sull'asfalto, così come i suoi cellulari rinvenuti in strada e nei giardini delle abitazioni contigue. Almeno 3 stanno le testimonianze dei residenti. Era qua sul mio giardino che mi genero che ha consegnato tutti i carabinieri, perché era tocchi, era un pezzo di fanale, era un cellulare, era il che ha dato tutti i carabinieri. Altro dettaglio che dettaglio non è ed emerge qualche ora dopo è che la patente al giovane fosse stata revocata di recente. Anche questo un motivo verosimile per darsi alla fuga. Nessun inseguimento diretto, chiariscono però dall'Arma. I carabinieri, riconoscendolo, avevano immediatamente allertato via radio la stazione operativa avviando le ricerche. L'auto di Kevin, un Alfa Romeo Brera, ha sbandato all'altezza di questo cordolo per poi proseguire decine di metri a ridosso della pista ciclabile, ruotando su se stessa e scorticando almeno 2 alberi. Alla fine si è spezzata accartocciandosi su se stessa. Vivo per miracolo un 35enne di un'azienda del posto di impianti elettrici, a parlare il titolare. Era un mio dipendente, stava andando al lavoro e si è visto un mezzo volare in fianco alla macchina. L'ha preso di striscio fortunatamente e per lui non è successo niente. Dove si trova ora il suo dipendente? In ospedale a Oderzo per un controllo. Ci ha parlato, stava bene fortunatamente. Accertamenti sono ancora in corso, ma il quadro nella sua tragicità sembra chiaro. Vista la morte del giovane, difficilmente ci sarà un'inchiesta. Ancora la cronaca dalle strade della Marca, siamo a Riese Pio X, avrebbe compiuto 28 anni il prossimo novembre. Orlando Battistutti, morto ieri sera in un incidente lungo la provinciale 667. Torno presto, sono state le ultime parole che Orlando Battistutti ha detto alla compagna Naomi e al figlioletto di 3 anni, ma alla sua abitazione di Breda di Piave non è più tornato.
E proprio in questo punto ci troviamo lungo la provinciale 667 via Kennedy a Vallà di Riese X, proprio qui che ha perso la vita Orlando Battistutti, 28 anni, residente a Breda di Piave. L'uomo viaggiava al volante della sua Volkswagen Golf assieme a un amico di 35 anni residente ad Altivole quando molto probabilmente in fase di sorpasso ha perso il controllo dell'auto. È finito nel fosso dalla parte opposta della carreggiata lungo la quale viaggiava e si è andato a schiantare proprio su quel muretto in cemento prima che l'auto si capovolgesse. Per Orlando Battistutti non c'è stato nulla da fare. I sanitari del SUEM 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'amico è stato estratto dalle lamiere dell'auto ed è stato trasportato al Cafoncello di Treviso, da dove è stato dimesso già nelle scorse ore. Sul luogo dell'incidente, lungo via Kennedy, si sono recati i familiari e gli amici di Orlando Battistutti. Così come nella sua abitazione di Breda di Piave, un continuo via vai per stare vicino alla compagna e al piccolo, ai genitori, al fratello, alla sorella. Aveva un cuore enorme, ci ha detto lo zio Davide, lontano dalla telecamera e dal microfono. Era sempre pronto ad aiutare gli altri. La sua morte lascia in un dolore enorme chi lo conosceva, un dolore che si affianca alla rabbia nel leggere sui social commenti di odio e razzismo solo perché Orlando faceva parte di una famiglia di ex giostrai. Lui, nato e cresciuto a Breda di Piave, si è trovato vittima di commenti orribili che sconvolgono chi gli voleva bene. E anche il sindaco Mosole non ha parole per commentare ciò che è stato scritto da queste persone senza scrupoli, ha detto, senza rispetto, senza sensibilità per una giovane vita, l'ennesima stroncata sulla strada, e si rivolge direttamente a loro. Se la vostra coscienza si pulisce così, fatelo. Noi non possiamo vietarvelo, però insomma, pensateci. Ecco, in questo momento qua è proprio il momento invece di rimanere in silenzio e stringerci attorno a una famiglia, al dolore di questa famiglia che ha perso un ragazzo nemmeno 30enne. Restano gravi le condizioni del 17enne padovano precipitato da un balcone di un appartamento a Corfù in Grecia, dove era in vacanza con degli amici. Indagini della polizia greca per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Una vacanza tanto sognata, a lungo pianificata, che si è trasformata in tragedia per un 17enne di Padova e i suoi amici a Corfù. Il ragazzo giovedì notte, mentre si trovava nell'appartamento che aveva affittato con alcuni compagni di classe, è precipitato dal balcone del secondo piano, riportando vasti traumi alla testa. Ora il giovane studente è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale dell'isola greca, meta gettonata per le vacanze. I genitori sono arrivati pochi giorni fa per stare accanto al figlio, sperando in un miglioramento. Nel frattempo le autorità greche stanno indagando sull'accaduto, che al momento resta avvolto dal mistero. Sembra che a dare l'allarme siano stati gli amici, ma non è chiaro se il 17enne fosse solo sul balcone. A quanto pare il ragazzo, mentre gli amici si stavano preparando all'interno, era uscito sul balcone. Sembra si sia sporto per salutare delle ragazze, perdendo l'equilibrio e precipitando. Ricostruzioni che al momento non trovano conferme. Le indagini sono avvolte nel massimo riservo e anche al padre, noto avvocato padovano, non vengono fornite informazioni sulla dinamica dell'incidente. Quel che è certo è che il 17enne ha riportato un trauma cerebrale grave e le prossime ore sono cruciali per l'andamento del suo quadro clinico. Lo studente, che frequenta il liceo classico a Padova, era in vacanza con gli amici. Sabato sarebbe dovuto rientrare a casa. Aveva in casa migliaia di file pedopornografici. È scattata la sorveglianza speciale per un 47enne del Trevigiano. Il questore Alessandra Simone dice misura decisiva per limitare la pericolosità sociale del soggetto. Responsabili di reati sessuali contro minori. Per un 47enne trevigiano già condannato per violenza sessuale e corruzione di minorenni e attualmente coinvolti in altri 2 procedimenti penali è scattata la sorveglianza speciale. Reati odiosissimi che proprio per questo devono essere attentamente monitorati e attaccati anche con le misure di prevenzione. La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione molto efficace perché limita anche la libertà personale. L'uomo non solo è imputato di reati di prostituzione e pornografia minorile, ma anche indagato per il possesso di oltre 6.000 file con contenuti di natura pedopornografica. Le indagini della Polizia Postale avevano individuato il 47enne in un gruppo Viber al quale partecipavano circa un centinaio di persone, una piattaforma nella quale si scambiavano materiale pedopornografico. Per l'uomo è scattata la perquisizione a casa, sequestrati 2 hard disk con
migliaia di file di natura pedopornografica e 2 smartphone, uno dei quali utilizzato dal 47enne per scambiare materiale pedopornografico tramite alcune chat di Telegram. Minorenni adescati online. Il 47enne è stato arrestato dalla polizia e sottoposto agli arresti domiciliari. Una misura decisa questa, spiega il questore, per limitare la pericolosità sociale di questo soggetto. Prescrizioni della sorveglianza speciale gli impongono anche di evitare l'uso di quei sistemi online che gli permettono di avere ampio potere su queste fattispecie di reato. L'uomo non solo ha l'obbligo di presentarsi presso la questura di Treviso con frequenza trisettimanale, ma anche di permanenza notturna nella propria abitazione. Non solo, ma ha il divieto di utilizzare smartphone o altri dispositivi che consentano comunicazione dati e il divieto di utilizzare piattaforme e servizi informatici che non abbiano a esclusivo oggetto prodotti musicali o di mera informazione. La violazione delle prescrizioni imposte è sanzionata con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno. Andiamo a Vicenza con i cantieri della TAV che oltre ai disordini portano delle buone notizie per le famiglie sfrattate. Per fare posto alla nuova linea ferroviaria sono infatti in consegna nuovi alloggi ERP. L'intensificarsi dei lavori della TAV nel comune di Vicenza, ampiamente annunciati in questo periodo, è stato motivo di pressione in città, soprattutto a livello sociale. Da una parte per le questioni che riguardano l'ordine pubblico e la protesta degli attivisti no TAV. In questi giorni la questura sta ancora procedendo all'identificazione dei responsabili che avevano tentato di provocare disordini sabato scorso, approfittando del corteo pacifico che aveva radunato 500 persone. Al Bosco di Caalte alcuni manifestanti incappucciati avevano tentato di rimuovere le transenne a protezione dell'accesso al cantiere che era stato sgomberato martedì scorso. Una buona notizia riguarda invece alcuni inquilini sfrattati dalle palazzine destinate ad essere abbattute a San Lazzaro per fare posto alla nuova infrastruttura ferroviaria. Molte famiglie non erano riuscite a trovare alloggi alternativi a costi sostenibili. Il problema era stato portato all'attenzione del prefetto che aveva mediato con Iricav e il comune di Vicenza. In questi giorni sono in consegna i primi 6 degli 11 appartamenti di emergenza abitativa messi a disposizione del comune e ristrutturati a tempo di record da MCPS. Appartamenti ERP che la Regione del Veneto ha permesso di aumentare proprio per fare fronte a questa specifica emergenza. A consegnare le chiavi ai primi inquilini l'assessore competente Matteo Tosetto. Con una settimana di anticipo oggi stiamo consegnando i primi 6 appartamenti degli 11 nuclei familiari interessati dalle sfrattatità. Un importante lavoro fatto tra istituzioni guidato dal prefetto di Vicenza, a cui ringraziamo, dal contributo economico di Iricav. 11 appartamenti di nostra proprietà vengono ristrutturati e messi a disposizione di queste famiglie. 6 dei quali appunto troveranno spazio in queste settimane e gli altri 5 entro il 18 di agosto. Un protocollo importante che risponde a un problema altrettanto complesso. Siamo alla politica. L'avvocato Giovanni Manildo, candidato alla presidenza della Regione Veneto per il centro-sinistra, è stato ospite ieri sera a Ring e ha parlato di quelle che saranno le linee guida della campagna elettorale e il suo modo di intendere la politica. Si è moderati per scelta, quindi avere la capacità di accettare e comprendere anche le ragioni degli altri per vagliarle con le proprie e finire con un'idea migliore. Per me la politica è questo. No alla politica diventata guerra tra tifoserie fatta di slogan populisti. Giovanni Manildo spiega quello che sarà il suo modo di fare. Ospite a Ring, il candidato alla presidenza del Veneto per il centro-sinistra si sofferma su alcuni punti chiave del programma elettorale e così commenta il nostro sondaggio sulla sanità veneta, promossa o bocciata? Promossa rispetto alla media nazionale, bocciata per quello che avrebbe potuto fare. Paragone con la scuola, l'alunno può fare ma non si applica. Se hai una sanità che può fare 10, devi avere 10. Ecco, la sanità che abbiamo adesso non è da 10. Il riferimento è soprattutto alla questione delle liste d'attesa, aspetto di recente sollevato anche dalla Corte dei Conti assieme a quello della gestione della superstrada pedemontana. C'era il tema del mancato utilizzo di risorse per l'assunzione di determinati operatori in sanità. Sicuramente questa sarebbe una misura da fare. E la pedemontana, l'altro rilievo? Poteva e dovrà essere gestita in modo diverso perché è un debito molto molto importante nelle casse del Veneto e mi preoccupa molto questo.
La squadra di Manildo e le liste che lo supporteranno sono in corso di definizione, ma ci sono già dei punti fermi. I sindaci e gli amministratori saranno la ruota motrice in tutte le liste. In tutte le liste? Ma sicuramente in tutte le liste. Cioè, sono la ricchezza degli amministratori, la ricchezza degli ex consiglieri regionali, persone che ho trovato molto preparate, molto ferrate su molti temi. Sarà veramente una bella squadra, un bel collettivo fatta da persone competenti. La lista del Presidente ci sarà? No, la lista del Presidente non ci sarà. Io ritengo che sia importante valorizzare sempre le componenti. Certo, il mio ruolo di persona che amalgama, unisce e indirizza è fondamentale e lo farò con grande piacere, però non avrò una lista del Presidente. A Bruxelles, per difendere il futuro dell'agricoltura, sono giovani imprenditori agricoli di Coldiretti Veneto protagonisti del flash mob organizzato davanti alla sede della Commissione europea contro i probabili tagli alla politica agricola comune annunciati dalla Presidente Ursula von der Leyen. La protesta degli agricoltori sotto le finestre della Commissione europea a Bruxelles contro i tagli alla politica agricola comune e alle nuove misure che a loro dire non definiscono chiaramente i capitoli di spesa in agricoltura. C'era anche una folta delegazione veneta alla protesta di Coldiretti contro Ursula von der Leyen con lo slogan Wonderland, una terra governata dalla burocrazia. Non vogliamo un'Europa di Wonderland, perché con il fondo unico, con la burocrazia che riempie le nostre aziende, non riusciamo ad andare avanti. Non riusciamo a sostenerci, il reddito degli agricoltori, soprattutto dei giovani agricoltori, non è più sostenibile e questo non ci permette di investire, e se non ci permette di investire come agricoltori è un problema anche per il cibo, non ci permette di creare un cibo di qualità, un cibo sano e anche di sostenere il territorio. Sullo sfondo della protesta si stagliano anche i dazi americani annunciati da Trump. Se a questo si aggiungono poi le politiche della Commissione europea, verrebbe a mancare il sostegno alle imprese agricole, soprattutto a quelle create dai giovani, come ha spiegato il referente di Coldiretti Giovani Veneto, il trevigiano Marco De Zotti. Siamo qui per chiedere un maggiore ascolto rispetto a quelle che sono le strategie che l'Europa sta attuando. Domani verrà presentato un documento dove la volontà è quella di andare a inserire il fondo che era destinato all'agricoltura in un fondo unico comune, quindi con minore priorità rispetto al nostro settore. Siamo qui per chiedere a loro un maggiore ascolto rispetto a quelle che sono le strategie da attuare. I giovani agricoltori sono arrivati da tutto il Veneto, il messaggio consegnato all'Europa è chiaro: questa istituzione oggi penalizza proprio le nuove generazioni. Un bambino palestinese di 5 anni proveniente da Gaza è stato sottoposto con successo all'ospedale di Padova, trapianto di fegato. Era affetto dalla nascita da una rara malattia epatica pediatrica che richiede il trapianto dell'organo. L'intervento, reso noto oggi dall'azienda ospedaliera universitaria Patavina, è stato eseguito nel dicembre 2024 e oggi il bambino, l'ultima valutazione risale al 5 giugno scorso, sta bene. A eseguire l'intervento sono stati il professor Umberto Cillo e la dottoressa Annalisa Dolcet della chirurgia epatobiliare dell'azienda sanitaria. L'iter che ha portato il bambino palestinese a Padova è iniziato a gennaio del 2024, poco dopo l'inizio della guerra in Medio Oriente. Che cosa non va al nostro sistema sanitario? A queste e altre domande tenta di dare una risposta il libro di Antonini e Zamagni, presentato ieri al Teatro alla Fenice. Oggi abbiamo carenze di medici, carenze di infermieri, pensiamo semplicemente che l'infermiere non può fare lo smart working come invece tanti altri oggi possono fare, quindi probabilmente c'è un problema anche di retribuzioni. Per esempio i medici di pronto soccorso, della medicina d'urgenza, le scuole di specializzazione sono vuote, vanno deserte, forse ci vorrebbero stipendi differenziati. C'è una serie di idee, il libro lancia una serie di idee che permetterebbero di non perdere questo patrimonio straordinario che è il sistema sanitario nazionale. Pensare la sanità, terapie per la sanità malata. Da qui parte il libro presentato al Teatro La Fenice, scritto dal vicepresidente della Corte Costituzionale Luca Antonini e dall'economista Stefano Zamagni, che vuole essere un approfondimento sulle criticità del nostro sistema sanitario nazionale, ma soprattutto sulle possibili soluzioni alle sfide cui è quotidianamente sottoposto.
Quello che manca oggi in Italia è un pensiero sulla sanità, questo il libro vuole dire, cioè le risorse stanno incominciando a tornare, però il problema è che mancano le idee e le idee possono essere, il libro dice una serie di idee per salvare la sanità italiana da questa deriva, dal rischio di una americanizzazione dove solo chi ha l'assicurazione possa permettersi di curarsi, cioè quella che è la sanità, che è stata la sanità di tutti, rischia di diventare la sanità di pochi. Il libro, alla cui presentazione ha preso parte anche il presidente Zaia, intende far luce sui tanti segni che il governo della sanità dell'ultimo decennio ha trascurato, sostenendo l'urgenza di un cambio di paradigma per tornare a pensare in chiave umanistica l'impianto concettuale del nostro sistema sanitario nazionale. 750 biglietti venduti, 120 candidature di volontari, oltre 10.000 aspiranti tedofori per le Olimpiadi e 500 per le Paralimpiadi. Sono i numeri di Milano Cortina 2026 emersi questa mattina a Palazzo Balbi durante la riunione del CDA della Fondazione e i rappresentanti degli enti territoriali coinvolti nell'organizzazione dell'evento a 5 cerchi. La giornata a Venezia è proseguita nel pomeriggio con la cerimonia di presentazione ufficiale delle medaglie olimpiche. E proprio di medaglie olimpiche parliamo perché sono state presentate oggi pomeriggio a Venezia con un cerchio diviso a metà con i 5 cerchi al centro del peso di 506 grammi con la scritta Milano Cortina 2026 che corre sulla corona laterale. Sono le medaglie dei giochi olimpici e paralimpici svelate da poco a Venezia davanti a autorità e sportivi. La loro composizione, ha spiegato il presidente della Fondazione Giovanni Malagoi, 500 grammi d'argento più 6 d'oro per le medaglie d'oro, argento e rame per quelle di bronzo. A portarle nella sala del Palazzo Balbi sono state Federica Pellegrini e Francesca Porcellato. Per l'edizione del Veneto è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, a tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.